Si sono aperte le ali dell'Autostart per accogliere i cavalli partecipanti a questa quinta corsa, la corsa di maggior dotazione del pomeriggio, il premio De Tosco, altro cavallo protagonista di queste piste intorno agli anni 70-80, è una dotazione di 9.900 euro riservata a europei di 3 anni, vincitori da Euro 2000, Euro 10.000 in carriera. È una corsa internazionale sul miglio e andiamo a vedere il campo dei partecipanti, è molto ristretto e quindi si limiteranno alla prima linea, tutti i cavalli che saranno allineati dietro le ali dell'Autostart senza nessuno a seguirli. Con il numero 1 abbiamo Imma Horse, figlia di femmina di varietà Luis e orchestra Sicula, interpretata da Maurizio Cheli. Col 2 Isar ASM, maschio da Donato Hanover e Night Chronos con Massimo Compagno. Col 3 Ida Spritz, femmina da Nore Play e Zero Spritz con Andrea Farolfi. Inoc Signoparla numero 4, l'allievo di Lorenzo Baldi, figlio di Nadal Shiba e Fight for Lux. Col 5 Iringo dei Rum, maschio, figlio di Ringo Starr Treb e Selice dei Rum, per Riccardo Pezzatini, con Riccardo Pezzatini e Iseo Zac, maschio Baio, da Axel Rose e Dora King, interpretato da Antonio Di Nardo. La macchina sta per accendere le luci, infatti si sono accese in questo momento, per cui i cavalli sono tutti indirizzati verso la direzione di corsa e si stanno avvicinando alle ali del mezzo meccanico che sta prendendo movimento. Una corsa sicuramente molto complicata, le quote in questo momento danno come favorito Iseo Zac con Antonio Di Nardo alla pari, poi abbiamo dietro di lui a 3,25 entrambi Ida Spritz e Inoc Signopar. 4 cavalli sferrati, sono il numero 3 Ida Spritz, il 4 Inoc Signopar, il 5 Ringo De Rum e il 6 Iseo Zac. La macchina sta per completare il percorso della curva e quindi stiamo per entrare nella retta delle tribune dove si darà il via a questa corsa centrale di questo bel pomeriggio all'ippodromo Arcoveggio. Accelera la macchina e perdiamo subito un concorrente, perdiamo Ida Spritz che è andata di galoppo, provano in 3 ad andare davanti, il numero 1, il numero 2, il numero 4, cioè Imma Horse, Isar SM e Inoc Signopar. Quando arriva la curva rimangono ancora allineati con Isar SM che prova a insistere su Imma Horse, mentre invece si accoda l'allievo di Lorenzo Baldi. Dietro di lui c'è Antonio Di Nardo con Iseo Zac, più lontano Iringo dei Rum. 14,9 per partire e Massimo Compagno, quando arriviamo nella retta di fronte, quella delle scuderie, incomincia a mollare la pressione, per cui rimane davanti a tutti Imma Horse, 36 ai primi 400 metri, quindi nessuno strappo particolarmente impegnativo per questi concorrenti e le posizioni così si cristallizzano quando siamo nella seconda curva, quindi davanti a tutti Imma Horse, alla sua destra Isar SM, ora la schiena di Isar SM è stata presa da Iseo Zac, il favorito della corsa, mentre invece in seconda posizione della corda continua l'allievo di Lorenzo Baldi, Inoc Signopar. Stiamo per completare gli 800 metri, parte in terza ruota Iseo Zac. Il parziale di questa frazione è 31,8, tale appunto da permettere questo tentativo all'allievo di Antonio Di Nardo di prendere la prima posizione. Reagisce in maniera assolutamente molto vigorosa Imma Horse e Maurizio Cheli che non danno strada. Si completa il primo chilometro col tempo di 1,17,4, ma c'è una grossa pressione adesso sulla leader Imma Horse da parte di Iseo Zac. Iseo Zac insiste, mette qualcosa davanti, in terza ruota si presenta Iringo dei Rum con Riccardo Pezzatini e quindi si sono accese le polveri quando andremo ai 400 metri finali. Iseo Zac sta per completare il sorpasso ma ritiene ancora qualcosa di dentro Imma Horse. Iseo Zac prova a mettere tutta la figura davanti ma è cattivissima alla sua destra Iringo dei Rum. Stiamo per completare la curva ed sarà un arrivo testa a testa tra Iringo dei Rum e Iseo Zac. La 15 per la curva ma Iringo dei Rum è prevalente su Iseo Zac, mentre arriva Inoc Signopar ma che solo per la terza posizione, quindi vince Iringo dei Rum. Una corsa assolutamente molto molto interessante, quella dell'allievo di Riccardo Pezzatini, che è partito a 500 metri dal palo e ha dato veramente un parziale molto 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 importante. Quindi Iringo dei Rum se la porta a casa, guida di Riccardo Pezzatini per la società allevamento, ovviamente allenamento Pezzatini, il proprietario è il signor Scognamiglio per questo figlio di Ringo Starr Treb e Salice dei Rum che si aggiudica questa quinta corsa qui all'ippodromo dell'Arcoveggio.